Ben ritrovati con noi in diretta, amici di Radio.0. Ritorniamo a parlare di iniziative, di appuntamenti. Infatti è pronta a inaugurare dal prossimo lunedì 13 febbraio fino al 15 febbraio Horeca Next a Pordenone Fiere, la Biennale delle tecnologie e forniture per l'ospitalità in programma, dicevamo, in questi giorni alla Fiera di Pordenone. Ci saranno le ultime tendenze nel settore della ristorazione e dell'hotellerie, con oltre 150 espositori pronti a presentare la loro proposta. Ci saremo anche noi di Radio.0, vi aspettiamo, passateci a trovare se siete del settore. Comunque vi aggiorneremo, vi racconteremo di più direttamente da Pordenone Fiere, ma intanto andiamo a sentire tutti gli ultimi aggiornamenti, le ultime anticipazioni direttamente in questo servizio. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Pier, sono il presidente FIPE Ristoratori per quanto riguarda il territorio pordenonese. Sono qua perché è nata una nuova e importante manifestazione fieristica che si chiama Horeca Next, di cui Ascom Confcommercio è partner. La riteniamo fondamentale per il nostro territorio perché ci dà l'opportunità di conoscere e di crescere come associazione e come categoria. Abbiamo creato 3 convegni che riteniamo fondamentali nelle 3 giornate della manifestazione, quindi il lunedì 13 ci sarà un convegno relativo ai sostegni ai lavoratori e alle imprese degli enti bilaterali, commercio, turismo e servizi. Il martedì 14 riguarderà la parte della Federalberghi, quindi l'efficientamento energetico nelle strutture alberghiere, mentre il mercoledì 15 riguarda specificatamente la nostra associazione, quindi come FIPE Ristoratori. Il titolo del convegno è guarda come comunichi, l'importanza del brand nella comunicazione sia online che offline. Horeca Next, prima edizione, grande edizione quest'anno, 150 sono le aziende che hanno scelto Pordenone per presentare i loro migliori prodotti, una filiera dedicata all'hotelleria, alla ristorazione e a tutti quelli che lavorano e che sono così importanti per l'economia italiana e principalmente del nostro territorio. Pordenone Fiere è lieta di presentare questa edizione biennale che è la prima di una serie che sarà sicuramente vincente. Vi aspettiamo tutti per gli addetti ai lavori per questa nuova versione di una fiera importante a Pordenone Fiere. Siamo molto contenti di aver ospitato la conferenza stampa di presentazione dell'Horeca Next, la nuova manifestazione fieristica che andrà in onda la prossima settimana. Chiaramente come Eurobevande saremo partecipi assieme a tutto il nostro gruppo. Per noi è importante, visto che lavoriamo nell'Horeca, ed è importante soprattutto che la nostra regione e la fiera soprattutto abbiano fatto questa nuova manifestazione. Perché? Perché l'Horeca è in evoluzione, ci sono un sacco di progetti, un sacco di programmi, ma soprattutto un sacco di interesse da parte del turismo, sia eno che gastronomico, per venire qui dall'Italia e dall'estero a visitare il nostro territorio, quindi essere informati, essere sostanzialmente aggiornati su quelli che sono prodotti, situazioni, macchinari, eccetera. È una cosa che va ovviamente a corrispondere a quelle che sono le nuove esigenze di questa nuova, chiamiamola così, ondata di positività post-Covid. La provincia di Pordenone ha una grande eccellenza che è la fiera di Pordenone, che riesce ad avere anche sempre i tempi giusti per nuove iniziative da proporre al suo pubblico. Horeca sicuramente è un'occasione molto interessante per i nostri operatori che si occupano di ricettività, dalla gastronomia alla ristorazione, piuttosto che appunto il mondo della ospitalità e degli alberghi. Perché è così importante? La provincia di Pordenone è una provincia con un'altissima qualità della vita, ha grandi possibilità di lavoro, è molto attrattiva per quanto riguarda le famiglie che arrivano e scelgono di venire ad abitare nei nostri territori, e il turismo lento è una delle occasioni di imprenditoria particolarmente interessante in questo periodo, soprattutto post-Covid, dove si sono riscoperte attraverso il turismo lento terre magari che prima non avevano una vocazione turistica, ma che per
per il paesaggio e le loro caratteristiche anche di centri storici sono particolarmente attrattive per quella tipologia di turismo, tra l'altro legato anche ai cammini e al cicloturismo che si sta sviluppando nella nostra regione, e quindi una fiera strategica nella sua prima edizione proprio su un tema così importante.